Dopo aver concesso una notte di sesso a pagamento ad un 68enne di Farra di Soligo, ha pensato bene di approfittare dell'anziano chiedendogli altro denaro per mantenere il silenzio con la moglie. Un vero e proprio ricatto a sfondo sessuale, quello architettato da una casalinga marocchina di 37 anni. La donna, dopo essersi rifiutata di concedersi nuovamente all'anziano, lo ha incontrato chiedendogli 200 euro per non dire nulla di quanto era accaduto. Il 68enne ha immediatamente capito quanto stava avvenendo. Quella straniera non si sarebbe fermata a 200 euro, ma sarebbe andata ancora oltre con le richieste di denaro. L'anziano ha così subito denunciato tutto ai carabinieri di Farra di Soligo, coordinati dal PM Valeria Sanzari. Hanno poi pianificato la trappola. Il 68enne ha incontrato la magrebina all'interno di un locale pubblico consegnando il denaro promesso. Subito è scattato il blitz dei militari che hanno arrestato la straniera, ora gli arresti domiciliari per estorsione. Sì, l'attività ha avuto origine proprio con la denuncia dell'anziano che a seguito dell'estorsione che stava subendo dalla donna ha avuto il coraggio di raccontare quelli che sono stati gli antecedenti dell'episodio e a seguito di questo, con un servizio opportunamente predisposto, abbiamo potuto cogliere la rea con le mani nel sacco, come si usa dire. Questo ha consentito ovviamente di stroncare sul nascere la procedura estorsiva che in determinati casi a volte si protrae nel tempo con la corresponsione di ampie somme di denaro da parte delle vittime. In questo caso l'estortrice non ha avuto la possibilità di reiterare il fatto, il reato nel corso del tempo.